degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Gli occhi tuoi. Quando ti guardo mi chiedo se sarai più bello se verrai con me. Come vorrei averti vicino, sentir la tua voce ancora di bambino e stare con te mentre fuori piove, dividere con te tutte le mie gioie. Piccolo fiore, dove vai? Dritto! Perché vai in giro? È meglio che andiamo dritto, perché vedete la fontana è 20 giorni che non funziona. Veramente 20 giorni. Ma domani a chi perché? Che c'è qualcuno. E per bacia qua. L'erba la stanno. No, buongiorno a tutti i ragazzi. E a Fonderbe c'è sta chiuso. A domani magari lo saprei. E a domani, scusi direttore, buongiorno. Ma perché aspettano? Sai niente? Ma qualche manutenzione forse, vero? È una ventina di giorni. Come no? Se sente no? Ehi. Lui è il signore della manutenzione sull'erba. Del verbo. E lo fa egregiamente. Per una cosa importante. Chiaro, ancora su dove è cosa? Perché la fontana sta chiusa? Questo è il tipico barlettano che vedi, non apprezza il lavoro che fa. Bravo, se no c'è la fontana c'è una funzione. E no, vabbè, ci immagino, ciao. Quando vuoi, avevo il giardino meglio, ciao. Chi spera di farti credere? Lavorano davvero. Sì, ho capito, ma non è possibile che che ne vuoi sapere questo signore? Che ne sa questo signore? Che dice lui sa roba di giardinaggio, sa? Ecco no. Scusami. Però è siete mondate, È lei che si è venduto fate, che lei si è venduto di lavoro. Ciao Raffaele! Dog sitter. Il più grande dog sitter del sud Italia. E ci tiene tantissimo, molta gente lo chiama sempre, lo chiama perché chi non porta il cane. Il sole è bello. È bendato, ragazzi. Buongiorno. Finalmente Yoshi, finalmente che presentiamo la lista. Ho saputo, è tutto a posto, tutto. L'intervista, la gente mi stanno chiamando dappertutto. Ma perché, scusate? Oggi alle 3 chi è disposto a venire o a vedere in diretta, a partecipare, che vi presenteremo il nostro sindaco. Sì, e la lista pure. E la lista. Tutto a posto. 22 siamo, lo sai che siamo 22, siamo 26 ufficialmente, ma 22 sono quelli che portano i voti. Perché 4 non mi dite, è tanto per la presenza. Perché ne potevo mettere tutto questo. Ma sarà una bella battaglia, sarà. Le liste tutte depositate. Qua ragazzi, facciamo vedere l'ufficio, questo è l'ufficio. Questo è l'ufficio elettorale. E questo è il manifesto. Grazie per questi 5 anni. Ma molta gente mi ha chiesto, Lello, ma il manifesto l'hai pagato tu, sindaco? O lo pagate no? Non pagate no. Ma questi che ti fanno queste domande. Sì, ma però rispondete. Però. Cioè, andiamo a prendere queste piccolezze. Questa è la parlettarità. Cioè ragazzi, in tutto questo ciò che effetto è previsto che lui faccia il fine mandato. Dovete preoccuparvi in questi 5 anni. Bravo. Quanti manifesti a puttana ti hanno fatto. Bravissimo, bravo Franco. Grazie. Ecco perché avrai il mio voto, anche se non mi voterò io stesso, io voterò te. Va bene, questa è la dichiarazione, l'L rossa, e sulla scheda devi mettere
Franco Di Niccoli, ciao da Lello, devi scrivere. Ti vedo annullato. Vabbè, vuoi mettere un voto annullato, ma almeno so che mi hai votato tu. Qua. Scusa, ciao Are, buongiorno. buongiorno. Tutto a posto. Tutto a posto, ragazzi, portiamo gli stranieri qua. Vabbè, questo c'è 17, no. È 17. Non la metterò più. Dimmi la verità. No ragazzo no. Ciao Vicky. Bravo. Il video si ferma e poi lo facciamo per terra. Mi sembra strano. Si vede che non prende bene. Ma non prende bene. Allora ragazzi, 2 minuti seri oggi. Sì. Allora, 2 minuti seri oggi li vorremmo dedicare ai ragazzi della Timac, ok? Che ieri sera ho visto nella diretta, che vi siete avvicinati. Allora è chiaro che non dobbiamo lasciarli soli questi ragazzi, Ma si devono fare anche, io dico che si devono fare anche aiutare. Sì, ma è chiaro che nel nervosismo. No, ma è normale. No? Bisogna aiutarli, loro si devono far aiutare, magari con calma facciamo fare non un'intervista, una dichiarazione, diamo visibilità, parliamo. Ecco, questa sarebbe una cosa importante. I futuri, cioè i candidati sindaci, dovrebbero dire la loro su questa cosa. È normale. Scoprirsi, dire c'è mafia, perché vedi che sono. Quanti operai sono in tutto? Gli operai impiegano una settantina. Sinceramente non lo so, ma so che sono una cinquantina, settantina. Dobbiamo fare qualcosa, dare visibilità, sentire le loro ragioni, perché questi hanno chiuso completamente, ci hanno fatto i licenziamenti. Sì. Allora è un passo, è chiaro che è un passo che andava fatto. Ora affrontiamo il problema e cerchiamo di aiutarli. Magari ci avranno qualche rappresentante, qualche sindacalista. Appena possibile vediamo di risolvere il problema. Ecco, questi partono le gite. Uso sti bar che si fa, c'è la gita per te da due. È un sosti buono. Quindi obiettivo aiutare i ragazzi della Timac per una sistemazione, una collocazione. Vabbè, ci sarà la cassa adesso, qualcosa si farà. No, io dico solo che di avere ragione, c'hanno ragione, però ormai è fatto, ora bisogna guardare avanti e risolvere il problema. Ieri erano arrabbiati, ma giustamente è uno che perde il posto di lavoro, ha paura di non andare più avanti. Di questi chiari di luna. C'è da dire che, vista la situazione, se non è oggi e domani, sicuramente erano già preparati loro, ragazzi, vedi, tutte le bandiere, dobbiamo fare qualcosa, ecco, vedi, i rappresentanti sindacali. Beh, cerchiamo di organizzare, se c'è qualcuno, io mi sa che conosco qualcuno, Vabbè, zio, noi siamo sempre a disposizione, però facciamo una dichiarazione. Però il problema non è il parlare, il problema è che bisogna battere il ferro adesso, cioè farsi sentire, e non prendersela, perché non devi fare la guerra dei poveri, devi cercare di combattere per un obiettivo. L'obiettivo qual è? Il lavoro, è almeno assicurare il lavoro alla gente. Vabbè, ma adesso bisogna vedere, se questi non aprono più, che bisogna fare? Che si parliamo che vediamo come fare, una cosa alla volta, affrontiamo pure questo, però diamo, quindi se qualcuno dei rappresentanti vuole essere contattato, il modo si trova per buongiorno parlare. Luigi, di Pietro. Oh Luigi, buongiorno, aiuto ufficio, no? Ciao. Noi a casa stiamo un po'. La mamma ieri non si sentiva bene. Grazie a Dio. I primi caldi, grazie anche mio padre ieri sentiva caldo. Ci scaldeva di nuovo. Però niente di. Grazie a Dio. Anzi, salutiamo la Concetta. Saluto Concettina, saluto. Con 2 giganti come Lello e Luigi, non devi aver paura di niente. No, ieri anche le mie sorelle, chiaramente. Tutta la mia famiglia ieri si allarma perché viene l'ambulante, vabbè, diciamo che. Un saluto sì. Sì, perché quelli quando sentono caldo. No, ma è un problema che cadi tu
la cosa di un caffè in tutto. A te, a scaldetto. No, se uscì un po' di pollo, se allora ebbe la febbre, manneggiò, uno dopo l'altro. Speriamo e che... tu il muretto? Sì. Il muretto qua. Ah, madonna mia. Ma dove se ne transemme? A pericolo che se ne va a bescio. Zio, non ce la faccio, non ce la faccio. È 22. A quella giornata E questo? allora Vabbè. Zio, Quindi oggi pomeriggio? una bella, vieni tu. Sì, com'è? Mi hanno detto che tu non vuoi venire perché sei un nemico. Questo che ha detto questo. Ragazzi, tutte queste dichiarazioni che ognuno fa sono false perché io e Lele Rosso sappiamo cosa fare, basta. Soprattutto facite. No, invece sono fatti tuoi. Sono fatti nostri. Oggi alle 3 Perché facciamo la presentazione. Dice è un grande dei nostri che ci ha tradito. Ecco, buonasera. Non doveva fare queste cose, doveva candidare. Spero dici che tu sei ancora indeciso fino a mezzogiorno. A mezzogiorno si chiudono le liste, ragazzi. So. Alle 3 si apre la dichiarazione. Lo sai che siamo stati un mese a pensare, 2 mesi a pensare, e pigliato pure il listi, e pigliato tutti. Quelli che parlano non sanno. Tu gliel'hai detto? Sì. A posto. Oh, sei tu il promotore? Capito? C'è bello Guarnè. Qua stanno questi scoglietti. Solo che qua il mare si sta avvicinando, i frangiflutti qua. Comunque Sotto sta mangiando. È vero che sta a mangiare il trame sotto qua. Ma come mai? Invece sta facendo da occhio? Non ci No, sa guardare. Se ne va. Una cosa è il mare che si ritira, vedi il amato, io non posso guardare la storia della cartiera, non si può pensare, ragazzi. E allora ieri invece si sono lamentati con me perché non rispondiamo ai messaggi, il controluce non si vede, Pasquale Boraccino, uffa, perché Pasquale Boraccino è agitato, che c'è? Comitangelo. Ciao Franco Comitangelo. Buongiorno. Ciao Frank, ciao Luigi. Lo dici tu. Io c'ho un dito grosso. Ciao. Voleva il saluto del Pasquale, ma ciao Pasqualino. Ecco, quelli dell'Armi stanno messi sotto parcheggi apposta. Questi sono i militari. Dimmi quello che vuoi. Questa è una cosa che io non sopporto. Perché? C'è un Però sono allargati pure. Sì, dai, non è possibile. Stai ricordo quando Rani, musica Mazzetti? Dove è vero? Un anno dopo. Qua stanno facendo un bel lavoretto qua. Bello proprio. Tu qua si sposteranno quelli che stavano in fondo, capito? Eccoci. Attenzione. Attenzione. Ecco. Quindi hanno trovato il tesoro qua sotto. Vedi che hanno chiuso. E quando hanno trovato? Cioè, dai, dove Ma scusa, Boraccino, scrive se io non lo conosco. Che dice? Non siamo. Si blocca il video, non lo sapevo. No, si blocca. Agostino, buongiorno! C'è questo? Agostino Coriolano. Si blocca il video a Pasquale Boraccino. Ciao Giovanni, buongiorno. Ma a noi sembra che va tutto bene, ragazzi, va bene il video, no? Perché a volte anche internet che avete io scherzo a triunfo, ragazzi, pure a noi lo fa certe volte. Con zio. Allora, finalmente oggi è arrivato. Domani la Juve vince lo scudetto. A posto stiamo. Vabbè. Mi sembra scontato. Ecco, questa è una cosa che io veramente, la seconda cosa che farò. A venire a vedere questo che fa la recensione abbandonata, vedi? Sembra veramente di stare a Beirut. Recensione abbandonata da sempre erbaccia, cosa, ragazzi. È sto palezzo, non posso fare sto palezzo. Vedi, hanno cominciato, poi vedete. No, ragazzi, me la parlo. Tutte quelle zone abbandonate a me fanno impazzire. Sterrato. Poi vedi, Agostino mi dà, grazie Agostino, qui dice che va tutto bene. E allora è la connessione, Pasquale. Fatti vedere. No dai, la connessione. Dai, non fare così, Franco. Tu così ti giochi un sacco di voti, Franco. La goliardia non la capiscono tutti, Franco. Ragazzi, da domani comincia la vera
Guerra. No, che guerra. Ehi, altri 2 minuti, mi ricongedo altri 2 minuti. È chiaro che tutti quanti dicono, ripeto, ci può essere un candidato sindaco che dica non voglio il bene di Barletta, secondo te? No, assolutamente. E quindi tu non hai il bene di Barletta. L'importante è farlo assieme, senza fare le guerre dei poveri. Perché no, ma dove andate? Poverecci, ragazzi, poveracci. La città è abbandonata. Poi ognuno dice no, è certo che devo sistemare tutto quanto. Certo, sistemiamo tutto qua. Anche... E soprattutto, scusa, ho visto qualche intervista di candidati sindaci. Ragazzi, scendete dal piedistallo, dite le cose serenamente, senza quest'aria altezzosa, vi seguite, state con la gente, parlate con le persone, lasciate stare i social, i cose, venite in mezzo alla gente a parlare. I social hanno avuto la fortuna di fare la fortuna di tante persone. Adesso cominciamo con i comizi, devi stringere le mani alla gente, guardarli in faccia, capito? No, io ho proposto di fare delle interviste a tutti, chi si vuole. Poi ne parliamo da domani con la nuova lista, Vedremo come fare. E poi facciamo le tavole rotonde in piazza. Bravo. Le tavole rotonde in piazza. Bellissimo. Che dovete parlare con la gente. Bellissimo. Con la sedia sul palco e si parla. Uno fa la domanda e l'altro risponde. Non dietro alla tastiera. Tin, tin, tin. Ragazzi, condividete il video. Allora aspettiamo un contatto con i ragazzi della Timac. E alle 15 vi aspettiamo. E alle ragazzi. 15 alla sede nuova di ancora non lo sanno ancora. Ancora vanno a Cadaltasera. Piazza Conde Duca, alla stazione. Buona giornata a tutti, signori. Ciao ragazzi, vota Lello. Ciao. Ciao. Ciao mamma. Ciao.